Siamo con Franco Cappello, direttore sportivo direttore tecnico di questa Puglia Forti. Franco, appena finita la partita di giovanissimo con la Monserrato, sconfitta per 3-1, c'è ancora la gara di ritorno, però bisogna dire insomma, che la vostra squadra è stata protagonista di questo campionato regionale. Il fatto di essere arrivata fin qui la dice lunga, no, sul valore dei ragazzi. Ma certamente, la squadra, innanzitutto c'è da dire questo, che è una squadra che gioca con 8-2002 con un anno in meno, quindi la differenza è abissale tra il 2001. Oggi abbiamo incontrato il Monserrato che aveva una squadra quadrata, fisica, e non hanno perso un pallone, hanno sempre giocato a pallone, non hanno fatto melina. Secondo me il risultato sul 2-1 a trovare subito la terza rete li ha un po' agevolato, ma comunque va bene, siamo contenti, proveremo a fare la parità di ritorno con più impegno e più attenzione soprattutto. Ecco, buono anche il rendimento degli allievi anche nel campionato regionale, insomma Puglia Forti riesce poi tra mille difficoltà anche legate al campo, come lo sappiamo, riesce comunque a esprimere delle buone squadre. Guarda, anche per lei sono molto contento, anche perché, come dicevo prima, come la stessa storia che abbiamo con i giovani ce l'abbiamo con gli allievi, cioè facciamo giocare sempre una leva in meno. Magari non vinceremo il campionato, però siamo sempre lì, riusciamo a togliere qualche ragazzo. E devo dirti che con l'innesto dei tre compatteri, Sedda e Varibussu, abbiamo fatto un campionato diciamo eccellente nella regionale. Ecco, bisogna anche dire che questo è il risultato del lavoro eccellente che viene fatto nella scuola calcio, dove avete un tecnico come Salvatore Rosa, insomma una persona che sempre sa dove è necessario lavorare e come lavorare. Certamente, Attore è un professionista, è uno che programma. Quest'anno gli abbiamo affiancato il professor Bullitta, che Antonio è uno che lavora molto con i ragazzi, preparatissimo anche lui. Insomma, piano piano riusciamo abbiamo delle buone leve, sia del 2005, 2006, 2007, 2008, oltre che diciamo tecniche anche a livello di numeri. Certo. Franco, tu come vedi questa novità del campionato elite, insomma, questa differenziazione che è stata fatta, secondo te ha migliorato il livello del calcio o ha magari abbassato quello del regionale? Ma guarda, per come la vedo io, il campionato di elite è bello perché ti confronti con altre realtà, però le realtà sono due in Sardegna. Adesso se vai a considerare che la Sigma si è diciamo unita con il San Francesco, lì diventerà un potere assoluto. L'unica che la potrà contrastare secondo me sarà il Latte Dolce a Sassari, ma non vedo altre società che possono stare a livello di queste due. E il campionato d'elite è un campionato costoso per le squadre, diciamo, per le poche squadre le 11 squadre che partecipano, 12. Ultima cosa, tu che sei esperto di portieri, fammi nome di qualche portiere che ti ha impressionato in questo campionato. Guarda, devo dirti la verità, portieri ne ho visti pochi all'altezza, anche perché il girone nostro non è che fosse diciamo, ci fossero questi portieri. Devo dire che il nostro portierino Mattia non è male ed è sempre un 2002. Ho visto bene anche il portiere della Monserrato che ha fatto una prodezza sul 2-1 e ha tolto quella palla dall'incrocio dei pali, e quindi vuol dire che anche lui è pronto sulla buona strada, insomma. Benissimo Franco, ti ringraziamo, comunque complimenti a te e alla Puglia Forti per il lavoro che state facendo con i giovani di Nuoro e non solo, in bocca al lupo per le prossime partite. Grazie a tutti.